C'è il migliaccio salato e il migliaccio dolce. Ho deciso di fare un migliaccello roce, volete fare pure voi e venite a presa a me. Ho deciso di chiamare una mia amica carissima, Vanna in cucina, per fare il migliaccello napoletano. 1 litro di latte intero. Fate riscaldare il latte e aggiungete 250 g di zucchero. Aggiunge 250 g di semolino fino a che un latte non se la assorbe tutto. Adesso aggiungiamo 50 g di burro, facciamo sciogliere, spegniamo e facciamo raffreddare. Abbiamo quasi terminato la ricetta. Mezzo chilo di ricotta vaccina, 4 uova. Questa è una fialetta di millefiori. Una fialetta di millefiori si potete mettere anche semplicemente un aroma di vaniglia. Questa è la mia emulsione di arancia. Se non tenete questa, un'arancia grattugiata. Ambressa, vedi? Lo staccante. Com'è bella questa crema. Allisce tanto bene. Mettiamoci un po' di zucchero di canna sopra. Si fa pure che la bella crosticina di zucchero. Un'oretta in forno a 180 gradi. Ogni tanto, mi raccomando, tiratela da un occhio. Vedi, Panda, oggi messo un po' di zucchero di canna. Sì, ti piace? Non ti piace? Desisti. Inforniamo. Mari, guarda qua, va. Il profumo. Ecco qua, Panda. Mandare questa qua si dovrebbe aspettare almeno 5-6 ore. Assaggiamo. Assaggiamo. Eh sì, questa ricetta vi è piaciuta? Scrivete nei commenti. Migliaccello. E vai.